Va ora in onda Potere al Popolo. Manco il tempo di farci un caffè, ragazzi. Subito in onda così, baila, baila, baila con l'islamico, baila con l'Islam. Buongiorno, buon mattino da Sammy Varin. Sì, certo, la mia è una proprio definizione mentale diversa, ma non pensateci. In primo piano sull'ANSA, uscita adesso la notizia di un accordo europeo sull'argomento clima. Emissioni ridotte del 90% entro il 2040 con opzioni flessibili. Ci piacciono queste opzioni flessibili. Adesso cercheremo di capire quanto sono flessibili e quanto sono opzioni. I ministri dell'ambiente dell'Unione Europea hanno raggiunto un'intesa a maggioranza qualificata, includendo una serie di flessibilità per rendere la traiettoria meno rigida. Picchetto Fratini, riconosciute le nostre istanze, arriva anche il piano per l'alta velocità. Aspettiamo di saperne di più, soprattutto se c'è la possibilità di mettere qualcosa d'altro al posto della solita benzina e del solito diesel nelle nostre automobili. Intanto in primissimo piano su tutti i siti naturalmente, ma non sui quotidiani, perché la notizia di questa notte, il nuovo sindaco di New York, Mamdani, il futuro è nelle nostre mani, l'ira di Trump, lui che lo sfida dicendo so che ci guardi, alza il volume. Infatti alziamo anche noi il volume e ci siamo fatti un balletto con Mamdani. Certo, tra pochissimo parleremo di libri, un libro che non vi aspettate, ma oggi vogliamo veramente prevaricare, andare assolutamente controcorrente. C'è un romanzo uscito da poco di Claudio Calabrese che si chiama Di fuga in fuga. Oggi affronteremo il tema immigrazione da una prospettiva completamente diversa rispetto a quella che utilizziamo quotidianamente. Non vi dico di più. C'è la canzone indipendente, minimamente sì, con Roxy B. Poi alle 11.30, ragazzi, per voi gomblottisti, questa non ve l'aspettate davvero, i Lazza Project, sempre musica indipendente, con un pezzo che manda a quel paese, o forse di più, l'Unione Europea. E faremo qualche minuto con Claudio, che è il frontman dei Lazza Project. Oggi è mercoledì e a mezzogiorno avremo È tutto un magna magna. Signori, piatto ricco, mici ficco, non possiamo che tuffarci nella nostra controinformazione partendo dal Qui Parlamento. Qui Parlamento. Prego, a lei la parola. Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe. Annuncio già in apertura di intervento il voto favorevole della Lega sul decreto che proroga la durata in carica di ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente. Si tratta di una proroga necessaria per garantire la continuità e la stabilità istituzionale di un organismo indipendente che svolge un ruolo fondamentale nel garantire il corretto funzionamento del mercato dell'energia, dell'acqua, dei rifiuti e del teleriscaldamento. In una fase in cui il tema dell'energia rimane centrale per la vita economica e sociale del Paese, non possiamo permetterci che un'autorità di tale rilevanza sia esposta a vuoti di governance o a incertezze operative. L'ARERA ha infatti il compito di regolare e vigilare su settori strategici, promuovendo la concorrenza, l'efficienza e la qualità dei servizi e assicurando la trasparenza e la tutela degli utenti e dei consumatori. È un lavoro complesso che spesso si traduce in decisioni molto tecniche e spesso non sono immediatamente comprensibili al grande pubblico, ma che incidono in modo profondo sulla vita di tutti noi. In pochi conoscono nel dettaglio l'attività che l'autorità svolge, tuttavia le scelte che ARERA compie ogni giorno si riflettono sulle bollette, sui costi energetici, sulla qualità dei servizi e sulla competitività del nostro sistema produttivo. Alcune decisioni sono immediatamente percepite. Parliamo ad esempio della bolletta 2.0 che ha reso più chiara la lettura dei costi o l'attuazione di alcune misure contenute nel decreto bollette che hanno introdotto maggior confrontabilità e trasparenza delle offerte di mercato.
Altre attività invece non producono effetti visibili nell'immediato, ma generano un forte dibattito tra gli operatori dei vari settori. Ad esempio, l'importante indagine promossa da ARERA e stimolata da questo esecutivo sui mercati retail e su quello all'ingrosso dell'energia, che servono a monitorare le dinamiche di prezzo, individuare criticità e favorire un sistema più competitivo e sostenibile. Sono attività che, seppure abbiano natura tecnica, devono sempre mantenere al centro i cittadini, perché la sfida per la politica e per gli operatori tutti è proprio questa: garantire che le regole del mercato producono benefici concreti per chi, utenti, cittadini o imprese, paga la bolletta. Ecco perché questa proroga non può essere liquidata, come qualcuno ha fatto, con una necessità che è esclusivamente di tipo politico. Noi della Lega invece crediamo che questa scelta risponda a un principio più alto, quello della responsabilità verso i cittadini e verso il nostro sistema produttivo nazionale. Vogliamo dare al Paese e al settore energetico, a tutti i settori coinvolti dall'attività di ARERA, quello idrico, la gestione dei rifiuti, delle reti, un'autorità forte, autorevole ed equilibrata, in grado di affrontare con serietà i numerosi dossier aperti e la grande sfida della riduzione dei costi a cui il nostro sistema di famiglie e imprese sono sottoposte. Nessuno finora ha parlato di cittadini e invece è proprio a loro che dobbiamo spiegare il perché di queste decisioni. Cosa fanno le autorità? Quali impatti hanno le loro scelte sul quotidiano? Perché ogni atto dell'ARERA, anche quando sembra distante, contribuisce a determinare il peso delle bollette, la trasparenza dei servizi e la solidità del nostro sistema idrico, energetico, delle nostre reti e del ciclo dei nostri rifiuti. Il provvedimento in esame limita giustamente i poteri del collegio prorogato agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli che risulteranno indifferibili e urgenti, prevedendo inoltre che l'autorità riferisca alle Camere sull'attività svolta al termine del mandato prorogato. È una norma equilibrata che rispetta la distinzione dei poteri, tutela l'autonomia dell'autorità e garantisce continuità fino alla nomina del nuovo collegio, da effettuarsi con il pieno coinvolgimento del Parlamento. Per questi motivi la Lega esprime convintamente il proprio voto favorevole, nella consapevolezza che sostenere la continuità di ARERA oggi significa sostenere la stabilità del sistema energetico, la tutela dei cittadini e anche la credibilità delle nostre istituzioni. Grazie Presidente. Qui Parlamento. Ancora un brivido, suona il telefono, la tua voce che mi toglie il fiato, mi sento fragile e non è facile, ma dammi un attimo che prendo fiato. E le sere d'estate che ti lasciano dentro, un amore sospeso, un pensiero stupendo, quelle sere d'estate c'era il vento, un altro buco nel cuore, cado senza rumore, un bellissimo errore che ritorna, un altro tuffo nel cuore, una bacia al mio sole, un bellissimo errore che ritorna. Dimmi se ci sei, dimmi dove sei, che anche se fa male vengo a prenderti. A volte sai mi perdo, dopo ti riprendo in questo fiume fermo senza tempo. Siamo cuori distratti sopra letti disfatti, se ci sale la noia ci riempiamo di sbagli. Siamo sere d'estate, siamo il vento, un altro buco nel cuore, cado senza rumore, un bellissimo errore che ritorna,
bellissimo errore che ritorna, un altro buffone al cuore, una bacia al mio sole, di un bellissimo errore che ritorna. Sopra cieli di asfalto sta correndo il mio orgoglio, forse un cielo di stelle dove nasce il mio sogno. Quelle sere d'estate c'era il vento. Un altro buco nel cuore, cado senza rumore, un bellissimo errore che ritorna, un altro buffone al cuore, una bacia al mio sole, di un bellissimo errore che ritorna. Crash, si è rotto qualcosa? No, bisogna fare attenzione come ti sposti. L'ultima canzone di Roxy con la YB come banana, il 18 di novembre sarà in studio con noi, si chiama Crash, ma c'è un intero album da scoprire e insomma se ci fa ballare un po' siamo anche contenti. 11:17, il buongiorno ancora una volta da Sammy Varin, la nostra controinformazione. Oggi siamo veramente in controtendenza perché abbiamo con noi l'autore di un romanzo che vi farà pensare. Con noi Claudio Calabrese. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Oggi Claudio, noi a Radio Libertà facciamo un esperimento sociale. Proviamo ad affrontare il tema immigrazione da una prospettiva diversa, ossia questo tema è vissuto da un personaggio del tuo romanzo che si chiama Di fuga in fuga. Il personaggio principale di questo romanzo è Ryan, giovane marocchino arrivato in Italia con la madre. Quindi chiudete gli occhi per un attimo, cari ascoltatori, non guardiamo i dati del Viminale sull'indice di criminalità e soprattutto il fatto che oltre 6 arrestati su 10 sono stranieri, o se guardiamo questi dati cerchiamo di capire perché, cerchiamo di capire dove forse stiamo sbagliando, dove questo governo sta sbagliando, dove le leggi magari sono sbagliate. E siccome noi facciamo i giornalisti di mestiere e il nostro mestiere è mettere la pulce nell'orecchio, bisogna metterlo sia nell'orecchio destro che nell'orecchio sinistro. Claudio, di cosa parla questo libro? Cosa vuoi portare avanti con questo libro? Perché noi siamo curiosi di fare controinformazione e visto che purtroppo io faccio rassegna stampa e non ti dico le terribili notizie che vado ogni giorno a raccontare, c'è speranza forse nel tuo libro Di fuga in fuga. Che cosa racconti? Che cosa vuoi far capire ai tuoi lettori? E come ti dicevo, forse stiamo sbagliando qualcosa? Claudio Calabrese. Allora, innanzitutto grazie per la possibilità di poter parlare a Radio Libertà. Dunque, il protagonista di questo romanzo Di fuga in fuga, come abbiamo sentito, è un bambino, inizialmente un bambino di 4 anni che non ha chiesto di venire in Italia, ma che ha subito l'immigrazione in Italia. Questo è il primo dato fondamentale. In secondo luogo, lui cresce in Italia, quindi diventa italiano, nel senso che acquisisce quelli che sono i costumi italiani, ma non diventa cittadino italiano. Però conosce la lingua, studia in Italia, frequenta le scuole italiane e insomma frequentare le scuole dovrebbe essere, e sottolineo dovrebbe essere, un processo di integrazione. Chiaramente non funziona sempre per tante ragioni. Per ragioni legate naturalmente a quello che è il tessuto familiare, e lo vediamo, lo sappiamo, che chiaramente le famiglie devono contribuire. Nel caso di specie, nel romanzo, la madre, che è di origine marocchina, si lega, non si sposa, ma comunque si lega a un uomo italiano, napoletano in particolare, a Trento, che conosce a Trento, col quale convive. Il bambino cresce accanto a Gennaro,
e conosce naturalmente anche quelli che sono insomma gli usi e i costumi italiani. Il fatto che comunque non avrà mai la cittadinanza italiana lo lascerà comunque in una situazione, diciamo così, sospesa, perché non è cittadino italiano, ma di fatto è un italiano. Ma perché non l'avrà mai questa cittadinanza? Non l'avrà mai perché la madre non se ne occuperà, e Gennaro nemmeno, non gliene frega assolutamente niente di occuparsi. Noi sappiamo che la legislazione italiana riconosce il diritto alla cittadinanza secondo quello che è lo ius sanguinis, quindi il diritto di sangue. La madre non è cittadina italiana, il padre non esiste perché il padre naturale è marocchino e sta in Marocco, e il padre, diciamo così, il padre putativo non ha nessuna intenzione di sposare la madre di questo bambino e nemmeno di adottare questo ragazzino. Pertanto, insomma, lui continua a mantenere la cittadinanza del Marocco, arriva ai 18 anni e per diverse situazioni insomma, non acquisisce, continua a non avere permesso di soggiorno di lunga durata, eccetera, che è un po' il problema di tanti, no? che poi non riescono ad averla facilmente, nonostante le scuole frequentate. Allora, quello che un po' è il messaggio fondamentale è quello che a mio avviso lo Ius Culture, o come sentiamo adesso anche Ius Italia, potrebbe essere una buona prospettiva. Lo Ius Soli non credo, perché comunque il fatto di nascere non è automaticamente un requisito di integrazione, perché il fatto di nascere in un luogo eccetera, non significa che uno per questo sia comunque automaticamente figlio di quello Stato nel senso che lo conosca, ma il processo di integrazione, cioè la scuola dovrebbe essere o comunque essere in grado di integrare una persona, nel senso di far conoscere, di far comprendere alla persona, di conoscere la cultura del luogo in cui è. E nel caso di specie abbiamo tantissimi, in questo caso Ryan è un po', diciamo così, il prototipo di tanti ragazzi che di fatto non parlano nemmeno bene la lingua d'origine dei suoi genitori o dei genitori del caso, perché il marocchino sì, lo parlano, il parlicano un po', non scrivono neanche l'arabo. Sono musulmani per modo di dire, perché insomma a casa lo praticano e non lo praticano, generalmente sono sunniti, ma non sanno neanche bene che cosa sia il sunnismo, non vanno neanche nei centri di preghiera, ci vanno, ma non ci vanno, insomma cose così. Pertanto la generalizzazione che sentiamo da una parte, sicuramente i fatti di cronaca ci sono, ma dovremmo anche domandarci ma perché avvengono questi fatti di cronaca? Perché ci sono questi fatti di cronaca? Sono tutti delinquenti in automatico e questa delinquenza nasce perché questa gente, io parlo adesso del G2, ma parlo di questi ragazzi che comunque crescono qui e conoscono insomma la lingua e parlano come i ragazzi qui che frequentano le nostre scuole, o perché non hanno una vera possibilità di riconoscersi, di essere alla pari. Cioè, questo è un po' diciamo così, il dilemma che va affrontato. Quindi la cittadinanza italiana li farebbe diventare come noi, mentre adesso sono diversi, ma diversi in che senso? Che cosa cambia anche con questo Ius Culture, tanto sbandierato anche da una parte del centrodestra? Qual è praticamente la differenza? Cioè adesso si arriva a 18 anni, a 18 anni se vuoi la cittadinanza la puoi avere. Lo Ius Culture anticiperebbe di qualcosa. Devo dimostrare che ho 10 anni di residenza ininterrotta, dei 4 anni, uno questo, e tutta una serie che è il minimo per capire qualcosa del paese dove vuoi vivere, perché avere la cittadinanza a una persona appena arrivata da noi non hai neanche il tempo di studiare le nostre leggi, le nostre tradizioni. Infatti sto dicendo, ma scusi, ma se io frequento le scuole elementari o comunque primarie come oggi
e le secondarie di primo grado, io penso che comunque 5-8 anni di scuola fatte bene, penso che siano più che sufficienti per avere una formazione di base, no? Per conoscere lingua e cultura. Se le scuole funzionano, se le scuole poi non funzionano, allora dovremmo iniziare a domandarci se le scuole funzionano, che forse è anche un altro punto interessante e importante da valutare. Se le scuole funzionano come dovrebbero funzionare e sono in grado veramente di integrare le persone come dovrebbero. Insomma. Integrazione, quindi un problema troppo spesso di integrazione e questo protagonista del romanzo Di fuga in fuga è un po' anche una mosca bianca perché comunque non rispetta la religione islamica, quindi è considerato anche uno che insomma dagli islamici non è certamente uno stinco di santo per chi invece frequenta le moschee. Ci sono musulmani, non possiamo, spesso viene anche fatto un po', diciamo, un calderone, no? Cioè, i musulmani e persone, diciamo, tendenti all'islamismo, nel senso di estremismo, non sono proprio la stessa cosa, eh? No, assolutamente no. Diciamo che non si sono mai avvicinati comunque i musulmani e tutti quanti allo Stato italiano, non hanno aderito a nessuna convenzione e neanche ai diritti mondiali. Si sono fatti una loro costituzione dei diritti dell'uomo, una loro, e questo comunque... No, questo è un grosso tema perché non è semplice, perché secondo la religione islamica ogni gruppetto può creare la propria umma e pertanto nominare il proprio rappresentante. È estremamente difficile, quindi è chiaro quello che noi dovremmo ovviamente chiedere al mondo musulmano o islamico in Italia è una chiara posizione, una chiara scelta di campo, nel senso partire dai diritti costituzionali italiani e dire: signori, noi qui abbiamo una Costituzione repubblicana che è molto chiara, che riconosce la libertà religiosa, l'articolo 8 è molto chiaro, però attenzione, la libertà religiosa, la libertà di espressione chiaramente si esprime all'interno dell'ordinamento giuridico. Quindi italiano. La domandona sarebbe: ma tu preferisci la Costituzione italiana o la Sharia? E loro dovrebbero rispondere la Costituzione italiana e non come spesso fanno la Sharia. Non è possibile questo. E questo è già un problemino. Su questo noi non possiamo avere dubbi. Su questo noi non possiamo assolutamente avere dubbi, non esiste. E quindi se uno risponde in questo modo, chiaramente non può avere nessuna convenzione con lo Stato italiano e non è pensabile anche, insomma, avere facilitazioni per chi professa questa religione. È un problemino. Se uno vuole la cittadinanza italiana, è ovvio che la cittadinanza significhi anche il riconoscimento della Costituzione e tutti i diritti connessi. Su questo non ci sono dubbi. Certo. Non c'è da fare. Signori, vi abbiamo messo qualche pulce nell'orecchio? Secondo me sì, e questo romanzo si chiama Di fuga in fuga, è scritto da Claudio Calabrese e serve per fare pensare, capire dove sta la verità, che come dico sempre magari la trovate nel mezzo, capire come ci si può avvicinare, come ci si può aprire senza però spalancarsi, che forse è un po' esagerato proprio oggi, poi che a New York abbiamo visto la vittoria di un sindaco musulmano che da domani secondo me cambierà completamente la modalità di espressione di moltissimi e cominceremo a pensare forse che anche qua in Italia, cosa ne dici Claudio, nascerà un partito islamico anche qua in Italia? Potrebbe essere pericoloso o al contrario potrebbe essere anche un indice di maturazione magari dello stesso Islam? Allora, ogni partito, qualsiasi partito che possa nascere, eccetera, deve innanzitutto, o rappresentante di tale fenomeno, deve capire una cosa o accettarla, che comunque c'è stato l'illuminismo in Occidente. Questo è imprescindibile, che le nostre costruzioni sono comunque figlie dell'illuminismo, si ispirano a tale fenomeno filosofico. Questo è fondamentale, noi questo lo dobbiamo segnalare sempre e comunque. Noi abbiamo una divisione tra
religione e Stato. Questo è così e questo ovviamente va sempre e comunque segnalato non solo ai musulmani, ma anche a qualsiasi altra persona o comunque gruppo di persone che in qualche modo vogliano o aspirino a uno stato confessionale, perché non è possibile. Non è possibile. Noi siamo figli comunque oggi di una visione del mondo che vede una separazione tra le due realtà, dove comunque c'è un dialogo, ma non una confusione tra le due cose, non una fusione, un dialogo. E questo deve essere chiaro. Se questo non è possibile, allora la Costituzione non esiste più. Chiaro. Signori, è questo il libro. Di fuga in fuga, ve lo stiamo mostrando in radiovisione. Claudio, immagino si possa tranquillamente ordinare semplicemente su Amazon, giusto? Certo. E io ti ringrazio per questa chiacchierata. Magari ci riaggiorniamo in futuro per capire anche come si muove l'opinione pubblica su queste argomentazioni. Magari ci saranno novità. Grazie davvero. Grazie. Buona giornata, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Insomma, io questo periodo, lo sapete, è un periodo importante, si parla tanto, io sento anche alla radio, sento le trasmissioni di genuinità, di territorio, però dopo aver parlato di genuinità, territorio, bisogna mettere gli scarponi a terra, no? Vuol dire che adesso è il momento di vedere se davvero è così. Noi siamo pronti con l'olio nuovo, siamo in raccolta, un olio meraviglioso, che il mondo ci invidia, chi dietro i vichinghi che vengono qua d'estate sul lago di Garda, che riempiono il baule della macchina di olio, di vino, di formaggi, roba genuina, roba buona, roba italiana. L'olio nuovo adesso va assaporato. Io quello che posso fare per voi nel mese di novembre, dicembre, gennaio non lo so, è darvi l'olio nuovo al prezzo vecchio. 84 euro 6 bottiglie da 1 litro, oppure 84 euro 3 bottiglie del fresco di Frantoio e 3 bottiglie del primo Novello etichetta nera, quello da usare a crudo, meraviglioso. Il trasporto è gratuito, non lo pagate, ve lo portiamo sull'uscio di casa. Gustate l'olio Acerbis. Chi ci conosce sa di cosa parliamo, chi non ci conosce provi le 3 bottiglie se volete, non è un problema. 3 bottiglie, consegniamo anche quelle in tutta Italia. Chiamate 030 68 4408, fatelo adesso, oppure visitate olioacerbis.com, perché come diceva il nonno, l'olio bu e ve sempre regala. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Cari italiani, oggi a Bruxelles è nata la moneta unica europea e l'Italia ne è tra i protagonisti. Oggi quindi l'Italia è più forte. Io sono contento e credo che tutti siate contenti. Vaffanculo, va! Spunto la propria direzione, prestando più attenzione, guardarsi bene intorno e giorno dopo giorno
diventa una missione buttare giù il padrone che ti dice che il domani è soltanto nelle mani di chi poi si piegherà al potere, che seguendo la questione diventerà uno schiavo piegato al suo padrone. E fuck you way, e vaffanculo way, e fuck you way, e vaffanculo way. Nel telegiornale ho sentito dire che ti puoi fidare dell'era digitale, ma se poi un giorno qualcosa ti va storto, basta una pressione e spingere un bottone che sposterà il tuo nome nella lista dei cattivi che non seguono il padrone. Ma noi non siamo sottomessi e lottiamo a tutti i costi per la nostra libertà. E fuck you way, e vaffanculo way, e fuck you way, e vaffanculo way. Non si fa la legge giusta, questo ci disgusta. Il popolo è sfruttato, trattato a colpi di frusta. Ricattano col debito della nostra nazione, prelevano dei soldi da ogni lavoratore, riempiono le casse, gonfiano le tasse. La vita è diventata una schiavitù costante. Ci siamo rotti il cazzo di questa situazione, mandiamo a fare in culo l'Europa, la sua gestione. Fuck you way, e vaffanculo way, e fuck you way, e vaffanculo way. Beh, almeno sono chiari, almeno sono limpidi nel loro pensiero. Si chiamano Lazza Project, Lazza con 2 Z, Lazza Project. E non so se l'avete capito, questo pezzo si intitola Fuck You Way e li manda direttamente tutti quanti a fare in, ormai un termine che conosciamo perfettamente. Già ai tempi c'era Marco Masini che aveva intitolato un suo pezzo Vaffanculo, ma questi sono pivelli. Fatemi salutare il frontman, non so se è il frontman di questo gruppo, si chiama Claudio. Ciao Claudio! Ciao, buongiorno! E allora, ma senti, ma qui non so se c'è su YouTube questo pezzo. Aspetta che forse non mi sente. Mi senti Claudio? Non ti sento più. Non mi sente più, proviamo a richiamarlo allora magari, perché può capitare di avere poco campo. Pronto? Ti richiamiamo, lo richiamiamo Francesco, così vediamo se è possibile stabilire una connessione migliore. Stavo meditando, visto che chi ci guarda in radiovisione si è gustato anche un video, perché oltre a loro che suonano si vedono diverse immagini che riguardano determinati politici e determinate cose che sono avvenute negli ultimi anni qui in Europa. Mi chiedevo se questo video fosse presente oppure no su YouTube, perché nel frattempo chiaramente i canali social ci hanno bloccato trasmettendo un pezzo del genere. Mamma mia, secondo me al ghenò, come si dice. Chiaro che Lazza Project in queste canzoni parla di libertà,
di lockdown, dice frasi come non siamo sottomessi, c'è un pezzo che si intitola pure 10 dosi, si vede una siringa nel video, che potete immaginare cosa ci inietti, diciamo che rappresentano alcune idee che magari qualcuno le ha avute fin dall'inizio, ma altri magari poi gli sono sopraggiunte nel frattempo, magari dopo qualche effetto avverso. Vediamo se l'abbiamo ritrovato. Ci sei, Claudio? Sì, ci sono. Ero caduto dalla sedia. Sì, anch'io, dopo aver visto il vostro video, mi stavo chiedendo se questo video ci fosse su YouTube, perché la canzone c'è, bisogna cercare Lazza Project. Certo. Su YouTube abbiamo anche una discreta visualizzazione, almeno più di 12.000 visualizzazioni. Ma allora, ma chi l'ha detto che YouTube censura, signori? Vi ha permesso di andare in onda con questo pezzo? Ringraziamo YouTube, forse non se n'è accorto. Se devo dire tutta, ce ne ha cavati 2.000, comunque va bene. Mi sembrava. Senti un po', ma chi sono i Lazza Project? Siete completamente impazziti? Perché dicevo, nei vostri pezzi affrontate argomenti come lockdown, libertà, dite frasi come non siamo sottomessi, parlate di 10 dosi. Chi sono i Lazza Project? I Lazza Project sono un'idea comune, un'idea di libertà, di cose giuste, diciamo, che ultimamente non mi sembra che ci siano tante cose giuste. Qualcosa c'è. Riguardo per esempio all'Europa, l'Europa non è che sia una brutta idea, probabilmente è una brutta idea fatta come è fatta adesso, in questa maniera, cioè solo ed esclusivamente restrizioni e leggi, insomma, a secondo il nostro punto di vista, non giuste verso il cittadino, insomma, sia italiano, sia francese, inglese no, tedesco, insomma. E diciamo un'Europa a senso unico, che forse ha favorito solo determinate idee e determinati paesi e non altri. Quindi nella vostra canzone parlate di libertà, di diritti fondamentali, di rispetto, di ascolto, di condivisione, cioè cose che affrontate senza peli sulla lingua e a quanto pare con un seguito importante. Vi siete fatti un varco nelle ideologie e soprattutto ideologie che, sai, molte stanno crollando, altre ne stanno crescendo nel frattempo, perché la situazione continua a peggiorare e a volte la comunicazione la peggiora ulteriormente. Riuscite a fare qualche serata in giro o vi vengono a cercare per menarvi? Sì, qualche serata si fa. Sai anche tu che chi fa roba inedita non è molto richiesto, vanno più le cover band, quelle robe lì, ma a noi poi non ci interessa poi il giusto, ci interessa il giusto. Tutto quello che facciamo lo facciamo per noi e per far sentire agli altri, anche tramite online, così, quello che noi pensiamo e quello che pensiamo sia giusto fare. Poi dei concerti sì, qualcosa ne abbiamo fatti, forse dovremo andare a Milano il prossimo anno, non so, adesso ancora è in ballo, non si sa ancora. Allora, chiaramente, visto che già ci stanno scrivendo gli ascoltatori al 340-6709-659 proprio per sapere dove trovarvi, cominciamo a dare l'appuntamento sui social. Cosa bisogna scrivere per trovare queste canzoni, in modo particolare questa Fuck You Way, e anche altri pezzi, qualcuno più leggero, ma qualcuno anche peggio, Sì, qualcuno più leggero, qualcuno anche peggio, insomma. Comunque noi siamo in tutti gli store online, no? Amazon, YouTube, basta mettere Lazza Project. Sicuramente non abbiamo niente a che fare con Lazza, il rapper, perché molti hanno chiesto fate cover di Lazza, naturalmente no, perché noi siamo venuti prima di Lazza, poi buon per lui che è arrivato, insomma. E ci trovate in tutti gli store online. E anche su YouTube, basta scrivere tutto attaccato Lazza Project, giusto? Lazza Project con la P maiuscola. Volevo anche approfittare per presentarvi anche gli altri componenti, se posso. Certo. Perché c'è per esempio la batteria, quello che fa il piccolo rap su Fuck You Way è Giulio Renna,
il batterista, poi c'è Mauro Orlando che è il bassista, e poi c'è una new entry che è Beppe Colli, che è il tastierista, che si è unito a noi da qualche mese, e siamo in lavorazione in altri ambiti sempre di questa società. Adesso non so cosa salterà fuori, vedremo. Cioè, capite, ci vuole un po' di pazzia per suonare, e c'è già una certa pazzia quando uno fa questo mestiere, per alcuni, ma per moltissimi appunto è un semplice hobby, un passatempo e anche un modo per sfogarsi, o come dicevi tu, Claudio, per trasmettere determinati messaggi. E quando uno trasmette messaggi, io lo trasmetto, e ci mancherebbe. Qualunque messaggio sia, io lo trasmetto, perché avere coraggio ancora di dire, di cantare cose che non sia il solito cuore e amore, mamma mia, ma ben venga. Poi voi a casa, signori, fate andare i neuroni e capite sempre lì il concetto: dove sta la verità? Lo dovete capire voi. Noi vi mettiamo sul tavolo le idee, e per questo Radio Libertà è così ricercata, perché effettivamente diciamo quello che gli altri non possono o non vogliono raccontare. Claudio, è stato un piacere, e pian piano trasmettiamo anche gli altri vostri pezzi, e al limite ci bloccano su qualche piattaforma, ma forse la prima volta. Molto volentieri. Poi vi ringrazio per avermi invitato e spero di rivedervi presto, di sentirci presto, insomma. E come no, volentierissimo. Lazza Project. Grazie Claudio, Lazza buona Project. musica. Grazie mille a te, ciao, grazie. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E cosa sono tutti questi complimenti? Gomblottisti che non siete altro. Lazza Project, ucci, mamma mia. Dai, un po' di messaggi, un po' di WhatsApp. Grazie per avermi scritto questa mattina in tantissimi. 340-6709-659. In primissimo piano, naturalmente, il centro-sinistra che conquista New York, e la slide che dice: avviso di sfratto al governo Meloni. Non è vero, dai, vi ho imbrogliato. Ma no, è Osho che scherza su questa cosa, però potrebbe dirlo. Ha scritto anche la grande Mecca al posto della grande mela, la grande Mecca. Vabbè, ve l'ho detto, io domani non ci sarò a condurre la rassegna stampa, e giurin giuretta, no, non ci credete, provate a accendere domani alle 7:30 se ci sarò. Non ci sono io domani, assolutamente. Dai, WhatsApp, la speranza per la sinistra americana, ora un nome: Zoran Mandami, 34 anni, eletto sindaco di New York, il primo sindaco musulmano della città, il più giovane degli ultimi 100 anni. Queste sono tutte le agenzie che mi rimandate, maledetti, per ricordarmelo. Ma d'altronde, insomma, abbiamo visto cosa è successo in Inghilterra, a Londra, e questo è il problema, che sarà anche futuro nostro, capite? Futuro nostro. Poi diamo una sbirciata anche alle banlieue di Parigi, naturalmente. WhatsApp, vediamo cos'altro mi state scrivendo. Oggi New York, domani il mondo, scrive un ascoltatore. Poi, caro Sammy, ieri sera al Consiglio Comunale del mio paese il sindaco PD ha affermato che non si devono fare scelte campanilistiche, quindi apriamo le nostre porte. Vabbè, mio nonno mi diceva sempre, chi è Acerbis, quando i parassiti sono troppi e prima che ci sopraffacciano è un termine bello potente, si deve usare il fuoco. Ah, Luca da Brescia, dai, secessionista che non sei altro. Ora spengo la radio, signor Varin, turandosi il naso si può anche sentire, ma no, non ce la faccio più. Vabbè, io ringrazio anche chi mi ha sopportato per qualche ora, poi dopo un po', capisco. La conta delle denunce nelle città non conta nulla, la conta non conta, la gente rassegnata non denuncia più perché è inutile, come dicono quando vai a fare le denunce, vero Maurizio? Però qualcuno ancora denuncia. Chiaro che
insomma, se uno viene derubato e deve prendere l'aereo per ripartire, le varie zingarelle ci campano su questa cosa. Arginiamo questa falda islamica in Italia, ma sul serio. Il quotidiano Il Tempo ha ragione, parlare non serve, bisogna agire. Lo so, è un bel casino, perché io sono qui per parlare, capito? Poi la politica deve agire, ma quando ci sono i giudici, i magistrati che fermano ogni riforma che vuole fare la politica, e poi è chiaro che ha ragione il PD che dice: ma come non fate niente al governo? Si parla di Ucraina, di Trump, di Gerusalemme, del sindaco di New York, della fame del mondo, ma dei problemi degli italiani importa a qualcuno? Bravo Ferdinando. Parlano in un modo pubblico e poi tirano indietro, sono dei traditori del popolo, cominciando da Tajani. La falsità e l'ipocrisia in alcuni politici regna sovrana, ma finiranno male, naturalmente, politicamente parlando. Questi sono i discorsi che ci stanno facendo. Buongiorno, ho ascoltato con molto interesse Morelli, molto bravo, ma a un certo punto si è perso dicendo: io non leggo quello che dicono i giornali, più o meno. Invece ha tirato in ballo la sua mamma che gli ha chiesto del caso di Garlasco. Anche Giordano ogni tanto tira in ballo la sua mamma, è vero, ma io mi chiedo: ma che mamme hanno queste persone che tirano in ballo le proprie mamme? Ma che la smettano, le mamme non sono tutte rimbambite. No, Pina, al contrario, vengono tirate in ballo proprio perché sono quelle a volte che riescono a cogliere la notizia. Le donne in particolare, avete una perspicacia, mia moglie mi imbarazza molto spesso la sera, cioè riesce a capire cose che io leggendo tutti i giornali non avevo capito. Ma perché continuate a trasmettere le stesse cose? Porca paletta, perché abbiamo Cainarca in ferie, portate pazienza che la prossima settimana ritorna. E ancora abbiamo anche un messaggio audio sul cursore, sentiamo che dice questo. Ciao Sammy. Uè. Il socialismo è alla base di tutte le dittature, vedi il nazionalsocialismo di Hitler, il fascismo, il comunismo, perché il principio del socialismo è che per dare benessere a un ideale, a una classe, si toglie la libertà a un individuo per volta, e quindi alla fine tutti hanno perso la libertà. È proprio un errore, e viene insegnato nelle scuole il socialismo, ma è proprio la base di tutte le dittature. Questo dovrebbero capire i nostri giovani, ma non lo capiscono, sono ancora troppo ingenui. Ciao. Grazie caro, l'hanno capito e come, hanno votato un socialista e pure musulmano a New York. E ancora messaggini, quei fenomeni di democratici americani che governano New York da quasi 20 anni con il 70% dei voti sono riusciti nell'incredibile impresa di fare eleggere il sindaco più divisivo della storia. Socialista, collettivista, musulmano, con solo il 50% dei voti, resuscitando l'opposizione del candidato indipendente appoggiato da Trump, 42%, e del repubblicano ufficiale, 7%, che sommati arrivano al 49%. Auguro agli Yankees che lo hanno votato che questo soggetto rispetti alla lettera il suo programma. Credo purtroppo che non ci riuscirà per assenza di pieno appoggio del Consiglio Comunale, ma mi piacerebbe davvero tanto assistere al fallimento economico e sociale del nuovo sogno socialista newyorkese, che sarebbe davvero la tomba perpetua del consenso democratico americano e mondiale. Forza Zoran, voglio vedere la realizzazione del 100% del tuo assurdo programma, un mondo bellissimo. Ti dico, a me preoccupa solo il fatto che da domani cambierà la comunicazione anche nel nostro paese e che l'opposizione, la sinistra, griderà che vorrà il musulmano sindaco anche qua in Italia. Spero di sbagliare. Sammy da Roby, chi è questo? Roby da Brescia, si deve essere lungimiranti, magari fanno una lega musulmana secessionista. Ci manca anche questo, però stamattina a Radio Popolare erano tutti eccitati per il nuovo sindaco musulmano, le donne in particolare. Dai, per favore, dai, faranno finta di non sapere che in quella religione le donne sono considerate esseri inferiori per legge, i partiti comunisti sono vietati e i gay fanno una brutta fine. Gli sfugge qualcosa? Scherziamo naturalmente, però è vero anche questo.
Beh, vi vedo belli agguerriti e dici, Sammy, non è niente in confronto a quello che avverrà domani quando ci saranno tutti i giornali con i titoli su New York. Qualche appuntamento da non scordare targato Lega. Questo venerdì 7 novembre, agricoltura e caccia nel futuro da difendere. Siamo a Piubega, provincia di Mantova, via Perini, ore 20:45. Questo venerdì c'è Giovanni Malanchini, consigliere regionale Lega, ma anche responsabile del Dipartimento Agricoltura della Lega Lombarda, Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, Francesco Bruzzone, parlamentare della Lega e responsabile del settore caccia, con i saluti di Alessandra Capellari, consigliere regionale della Lega Mantovana, e Andrea Dara, parlamentare della Lega. Se ne parla questo venerdì 7 novembre di agricoltura e di caccia in quel di Piubega, provincia di Mantova, via Perini, presso Eden Discoteca. Appuntamenti da non scordare che riguardano la sicurezza. Giovedì 6 novembre, domani alle ore 18 a Udine, via Aquileia 37, un incontro realizzato dalla sezione di Udine della Lega sulla sicurezza, strategie e interventi in Friuli Venezia Giulia, con Pierpaolo Roberti, assessore alla sicurezza e immigrazione della Lega. Sempre domani, giovedì 6 novembre, serata Punto Lega a Milano, in via Vesperi Siciliani 12. Milano ha bisogno di visione, energia, partecipazione. Una serata organizzativa dedicata a chi vuole essere protagonista del cambiamento, per costruire insieme una squadra forte, definire le priorità, raccogliere idee, delineare azioni concrete. Domani, giovedì ore 21, Punto Lega a Milano, via Vespri Siciliani al numero 12. Ancora appuntamenti da non scordare: mercoledì prossimo a Fragola, provincia di Napoli, Cinema Teatro Gelsomino, Basta Sinistra in Campania, liberi e forti. Ci sono dei nomi che conoscete sicuramente: il sottosegretario di Stato e vice segretario federale Claudio Durigon, l'onorevole Giampiero Zinzi, coordinatore regionale della Lega Campania, il senatore Gianluca Cantalamessa, ma c'è anche professor Antonio Pannoni, sindaco di Afragola, l'avvocato Angela Russo, responsabile organizzazione regionale Lega Campania. Si parla di Lega con l'intervento di Edmondo Cirielli, candidato presidente della regione Campania. Mercoledì 12 novembre, ore 19:30 a Fragola, Cinema Teatro Gelsomino. Spargete la voce. 14 novembre, ore 20, Executive Hotel, via Angelo Masieri, Patriot for Europe. Come l'Islam vuole prendersi l'Italia e l'Europa. Segniamo in calendario: Udine, 14 novembre, ore 20, Executive Hotel, via Angelo Masieri, con Anna Cisinte, europarlamentare, già sindaco di Monfalcone, Giulia Sorrentino, giornalista d'inchiesta del Tempo. La conosciamo, la leggiamo molto spesso. Ce ne andiamo? Adesso tra poco, adesso guardo le ultime cose che potrei aver dimenticato, ma lo sapete, 10 minuti e ritorno, è mercoledì e c'è tutto il magna magna. A proposito di Silvia Sardone, patrioti in Europa, le regioni al centro del cambiamento, già mettetelo in calendario per chi ci segue dalla Lombardia. Venerdì 21 novembre alle 19:30 al Palaspirà di Spirano, in provincia di Bergamo, in via Sant'Antonio, arriva Silvia Sardone con Patrioti per l'Europa, insieme al consigliere regionale della Lega Giovanni Malanchini e a altri politici. Si parla di patrioti in Europa e si parla delle regioni al centro del cambiamento. Venerdì 21 novembre, ore 19:30, con Silvia Sardone a Spirano, in provincia di Bergamo. Sì, me ne vado certamente, è tardissimo, ma l'ultima segnalazione riguarda l'8 novembre al Mercato Centrale di Milano in via San Martini, perché
Si parla di poteri speciali a Milano, la proposta di legge. Arriva il capogruppo della Lega in Senato e segretario della Lega Lombarda, Massimiliano Romeo, con Samuele Piscina e tanti altri politici, ma anche dirigenti della Milano che lavora. 8 novembre, ore 10, Mercato Centrale Milano, via San Martini. Poteri speciali a Milano, la proposta di legge. Qui mi fermo. Grazie a Francesco e regia, ma tranquilli, è una minaccia. Tra 10 minuti sono qui con È tutto un magna.